Allora, dottor Nicoletti, Francesco Nicoletti, biologo responsabile prevenzione e sicurezza alimentare di Federconsumatori Veneto, a lei la parola. Leggiamo il messaggio che è arrivato. Vorrei sapere quanti sono i pensionati che prendono 500 euro e che sono monoreddito familiare, perché è vero che ci sono pensioni basse, ma se si è in due a percepirle con casa di proprietà, credo che quella famiglia non proprio sia messa male. E dopo vabbè, magari farete una ricerca di quanti sono quelli 500 single che prendono. Il 30% dei pensionati sono singoli. Quanti? Singoli, 30%. Okay, 30%. E che hanno 500 euro? No, dai. Beh sì, sì. Che prendono 500? Sì. Va bene, allora quindi questi sono i dati che ci vengono dati dallo SPI e su questi bisogna appunto intervenire. Adesso speriamo che possa farlo anche il governo, che ha detto che lo dovrebbe portare a 700 euro, mi pare, circa il minimo. A lei la parola. Vediamo le slide. Chiedo cortesemente tanto dalla regia se ci mettono la prima slide. Stile di vita alimentare, consapevolezza. Sì, la consapevolezza è sicuramente un aspetto che non riguarda soltanto gli anziani, ma riguarda ovviamente tutto il mondo consumeristico, il mondo del consumo. Perché essere consapevoli significa sostanzialmente essere informati e essere in un certo senso anche responsabili. Se mandiamo un attimo la slide 2, sì, vediamo che in buona sostanza nei paesi in via di sviluppo, chiamiamoli così, ancora la prima causa di mortalità sono le malattie infettive, che sostanzialmente ancora come era da noi agli inizi del secolo scorso, portavano malattie, morte, eccetera. Oggi nei paesi fra virgolette, vedete ho messo fra virgolette evoluti perché poi bisogna capire cosa intendiamo per evoluzione, e la prima causa di morte sono invece proprio le cattive abitudini. Sono le cattive abitudini e ovviamente nella fascia degli anziani questo aspetto diventa rilevante perché si può avere, a parte i geni di cui ognuno è portatore ovviamente, e quindi bisogna anche scegliersi dei buoni genitori, diciamo che esiste tuttavia una componente molto importante che riguarda le abitudini proprio quotidiane che sostanzialmente può avere una rilevanza molto importante per la salute e anche per l'aspettativa di vita. Cioè, per esempio, se una persona durante la vita non ha una buona abitudine di vita, diventa un anziano diabetico, giusto? Esatto, esatto. Dopo lo vedremo magari questo dato. Allora, vedete, questa slide dice alimentazione quotidiana è sufficiente ma non eccessiva. E come vedremo poi nella ricerca si è visto che ci sono anche il numero di pasti che è abbastanza importante. Per esempio, i medici, l'indagine che è stata fatta con i medici veneti, quella a cui accennava il segretario prima, ci dice, come accennava anche lei, che circa il 30% delle femmine e il 20% dei maschi è obeso. E in più, sono numeri importanti. Sono numeri importanti. E in più esiste anche una percentuale piuttosto elevata di diabete, perché il diabete, per esempio, riguarda il 70% degli ultra 65 anni e il 55% delle donne. Quindi il 70% dei maschi e il 55% delle donne. È chiaro che il regime alimentare si passa da quella che noi possiamo chiamare la fisiologia a quello che chiamiamo la patologia. Quindi quando il danno comincia a essere fatto, il regime deve essere ovviamente gioco-forza corretto. Ma quello che bisognerebbe fare è il lavoro prima. Quindi noi come Federconsumatori cerchiamo sempre di diffondere la cultura della sana alimentazione proprio anche nelle fasce d'età. Io lavoro abbastanza con le scuole, per esempio, perché è una fascia d'età quella dove cominciare proprio per evitare di trovarsi in queste situazioni. Anche perché poi le conseguenze sono l'ipertensione, malattie cardiache, cardiovascolari. Certo, infatti dopo vediamo forse se facciamo in tempo anche questi dati.
E se guardiamo a slide 4 vediamo che è uno slogan che ho lanciato da molto tempo, ma è una cosa abbastanza vera, cioè che mangiare una cosa e nutrirsi un'altra. E noi dovremmo capire abbastanza spieghi bene cosa differenza. Esatto. Noi vediamo qui ci sono le famose piramidi alimentari e per gli anziani di cui noi parliamo queste piramidi sono relativamente conosciute. Oggi si insegnano nelle scuole e quindi già nelle scuole si comincia a cercare di dare una coscienza, una consapevolezza sulle proporzioni delle principali categorie di alimenti. E per esempio noi a sinistra vediamo una piramide alimentare che dovrebbe essere quella di un adulto sano, diciamo, invece a destra è più probabile, è più indicato per una persona più anziana, quindi una maggior quantità di frutta, un po' meno di carboidrati, e vedete che poi in realtà i derivati della carne, i dolciumi, i salami, soprattutto le carni sono molto minoritarie, no? E al cima alla piramide quel poco che cos'è che non si vede sono bene? Naturalmente insaccati, sono dolci, sono cose che dovrebbero essere consumati sull'ordine di qualche volta al mese. Qualche volta al mese, esatto. Mentre i consumi giornalieri dovrebbero essere soprattutto le porzioni di ortaggi e frutta fresca e i cereali. Se noi andiamo alla slide successiva, vediamo infatti che c'è la formula cosiddetta CFP, Carbohydrates, Fats, Proteins, cioè praticamente il famoso 50-30-20, cioè del nostro pasto quotidiano il 50% delle calorie consumate dovrebbe essere di carboidrati, di derivazione dei carboidrati, poi un 30% dei grassi e un 20% di proteine. Naturalmente in un ragazzo in accrescimento la quota proteica dovrebbe essere maggiore, in un anziano in realtà può essere anche di questa entità o forse anche meno. Non trascuriamo però l'importanza dei grassi perché c'è una eccessiva demonizzazione dei grassi. È vero che c'è una parte obesa, ma dobbiamo ragionare di che grassi parliamo. Ci sono dei grassi che sono, soprattutto quelli insaturi, estremamente importanti e soprattutto perché molte vitamine di cui gli anziani hanno bisogno e che consumano più dei più giovani sono liposolubili, quindi si sciolgono e vengono assorbite soltanto attraverso una quota di grassi. Quali sono i grassi buoni di cui parla? Cioè dove li trovano per semplicizzare naturalmente al si tratta di grassi essenzialmente insaturi di origine vegetale, quindi in primis ovviamente l'olio extravergine di oliva. Quindi condire con l'olio d'oliva, meno burro. Per esempio se io mangio dei pomodori è un'abitudine abbastanza sbagliata scambiarli per la frutta e mangiarli così, perché i pomodori dovrebbero essere messi su un piatto e conditi con un filino di olio, perché altrimenti il licopene, che è uno degli antiossidanti più importanti, specialmente per gli anziani, verrebbe assorbito per nulla. E quindi, ma è vero che il pomodoro va scottato? Il pomodoro in realtà può essere mangiato crudo e può essere anche cucinato, però il fattore temperatura e la lunghezza della cottura è un fattore molto importante per il deterioramento delle qualità nutrizionali. Questo è un discorso generale, cioè si tende a cucinare troppo. I piatti devono essere semplici, molto poco elaborati e i sapori devono essere pochi e lasciati più possibile naturalmente. Al problema della cottura però non va trascurato il problema dell'anziano, perché molto spesso l'anziano cucina perché ha una masticazione più difficile. Teniamo presente che proprio dall'indagine che è stata fatta circa il 19%, che non è pochissimo, degli intervistati, se non sbaglio, dice di avere problemi di masticazione. Quindi, e questo è legato anche a aspetti economici, se non ho soldi non posso andare dal vedete, dentista, difficoltà di masticazione, difficoltà di masticazione sì, 19,9%, quindi stiamo a una percentuale intorno al 20%. Questo è un problema che indubbiamente porta l'anziano anche a trattare il cibo in maniera più spinta, e la demolizione di molti principi nutritivi da parte della cottura può essere un fattore importante, specialmente per l'anziano che ha problemi di assorbimento, perché l'anziano ha anche problemi di assorbimento di queste sostanze nutritive. Quindi se noi parliamo di qualità nutrizionale degli alimenti, quindi certi aminoacidi, certe proteine, certe vitamine,
l'assorbimento di un anziano è più scarso di quello di un adulto, quindi diventano più rilevanti, più importanti. Quindi paradossalmente l'anziano dovrebbe mangiare ancora più verdure, ortaggi. Io per esempio dico che i carboidrati, considerato che circa un 50% è diabetico, o ha problemi di diabete o problemi legati al diabete, è chiaro che una assunzione di carboidrati che hanno uno scarso indice glicemico, quindi carboidrati che diano meno riflessi sulla glicemia, per esempio, tanto per fare un esempio, i fagioli hanno un indice glicemico di 37 rispetto al glucosio che ha 100. Quindi se noi andiamo a prendere i carboidrati dai legumi o da alcuni carboidrati importanti, e usiamo ovviamente alcune diete, ma non diete, perché a me non piace il termine dieta. Dieta ha un inizio e una fine. Io parlo di abitudine. La dieta, lasciamola a chi deve seguire una dieta consigliata dal medico. Parliamo di abitudine, cioè quello che fai ogni giorno, perché è quello che è importante, non è tanto lo strappo, lo strappo che tu puoi fare ogni tanto, no? Che non succede proprio nulla se fai uno strappo ogni tanto, anzi ti tira un po' sull'umore e sei un po' meno mortificato. Quello che è importante è ciò che si fa ogni giorno, e quindi l'assunzione di questi carboidrati in un soggetto diabetico ovviamente è prescritta dal medico, il quale darà le necessarie indicazioni. Per un anziano sano dovrebbe essere un'alimentazione bilanciata, come abbiamo visto in questa slide qui. In genere, se guardiamo la slide numero 6, per esempio, abbiamo la cosiddetta cucina mediterranea. La cucina mediterranea è, insieme a quella giapponese, diciamo così, la cucina più consigliata del mondo dal punto di vista nutrizionale. La giapponese, ed è quella che fa meglio al mondo. E questa cucina, in realtà, paradossalmente, è praticata sì e no da una persona su 3 o anche meno, forse siamo anche al 20%, naturalmente dipende dalla latitudine, più si va giù e più è praticata, ma questo è un uso che è perfettamente bilanciata secondo quello che abbiamo visto, e ovviamente tutto poi va compensato da un'attività fisica importante. Su questo c'è un dato abbastanza sorprendente del Veneto, ma poi ne parliamo. Allora, ce lo può anticipare, visto che abbiamo certamente. Diciamo, sempre l'indagine praticamente ha detto che circa il 41% degli anziani pratica una regolare attività fisica. 41%, beh, buono questo. È un dato molto, molto importante se si considera che la media nazionale, sempre dalla stessa indagine, si aggira intorno al 28-27%. Quindi in Veneto gli anziani sportivi? Cioè sportivi, se non altro che vanno a camminare, fanno attività. Bisogna anche ringraziare molte iniziative da parte, per esempio, delle organizzazioni sanitarie che in questo senso si stanno adoperando parecchio. Ci sono i gruppi di cammino, ci sono anche molte situazioni gestite dalle ASL, le quali hanno capito che è anche un business questo per loro. Perché? Perché fare prevenzione significa anche risparmiare molto. E si sono già visti i risultati. Basta far camminare un po' di più le persone anziane e farle muovere. Io dico sempre è il movimento, non lo sport, che fa bene. E quindi anche l'umore ne trae giovamento. Altro che assolutamente. Noi siamo un grande network, non è che possiamo separare la parte fisica dalla parte psicologica. Diciamo, allora riflettete sui vostri stili di vita, cosa mangiate, come mangiate, con che spirito lo fate, se camminate a sufficienza. Intanto andiamo in pubblicità qualche secondo, ma dopo tornate con noi perché ci sono anche cose interessanti che emergeranno.